Se nel video precedente vi abbiamo accompagnato lungo il sentiero delle 52 gallerie raccontandogli il percorso e spiegandogli il motivo per cui si è dovuto fare questo enorme lavoro di ingegneria militare, oggi andremo su un altro campo di battaglia, un sentiero facile e non impegnativo che definirei, usando una frase che mi piace tanto, da minimo sforzo e massima resa. Signori, benvenuti sul Monte Cencio. Durante l'offensiva austro-ungarica, i reparti granatieri di Sardegna e le brigate Catanzaro, Novara, Trapani e Modena diedero la vita per evitare che il nemico conquistasse la montagna, per poi calare sulla pianura veneta. I nostri, una volta terminate le munizioni, ingaggiarono un furioso corpo a corpo con i soldati dell'esercito austro-ungarico che li spingevano sempre di più verso il baratro. Giunti sull'orlo del precipizio, i granatieri si difesero fino all'ultimo a colpi di baionetta. E la leggenda narra, a tal punto da abbracciare il nemico per poi gettarsi nel vuoto nel tentativo di salvare i propri compagni. Diciamo che in 6 giorni, tra morti, feriti e dispersi, si persero 10.264 uomini. L'escursione in breve: parcheggiamo la macchina presso il piazzale Principe di Piemonte, da qui prendiamo il 651 che ci porta prima a Rifugio Granatiere e poi al Monte Cencio, giro completo circa 3 ore, dislivello 180 metri, 4 km e mezzo circa. Siccome questo percorso è ricco di gallerie, noi vi consigliamo di portarvi dietro o una pila oppure, come abbiamo fatto noi, la frontale. Andiamo? Andiamo lassù, così siamo belle belline. Ecco qua. Benissimo. Appunto, come vi dicevamo, se non avete le pile, qua la vedo abbastanza dura. Non che sono gallerie lunghissime, per l'amor del cielo, però sono totalmente buie finché non si incontrano i primi lucernai che venivano creati appunto, in questo caso per la sistemazione dei cannoni, come vedete appunto qua. Soprattutto la parte più figa di questo percorso è Cristina che dà indicazioni sbagliate ai vari turisti e ha creato il caos più incredibile. Cioè, era per schivare. allora, dovete andare in quella galleria, no, piuttosto che quella, piuttosto che adesso, ma ha creato un casino mondiale. Ma perché mi piace fare le cose in solitario, non per tanta gente. C'è gente adesso che vaga per le gallerie convinta di andare in un posto, mentre Cristina ne ha mandati completamente in un altro. Bravissima, complimenti, brava. Il percorso storico del Monte Cencio non è per nulla difficile, una camminata che ci regala panorami bellissimi percorrendo luoghi ove un tempo spensieratezza e allegria erano parole che si perdevano nel vortice folle della ferocia umana. Al rientro, d'obbligo, una visita ai mercatini di Natale di Asiago, paesino incantevole famoso per i suoi squisiti formaggi. Questa volta video breve e conciso. Se vi fa piacere, visitate il nostro canale dove proponiamo un sacco di percorsi della nostra bellissima regione. Se avete quella di venire in Friuli, sicuramente vi farà comodo. Come sempre, iscrivetevi al canale, zaino in spalla e alla prossima. Grazie a tutti.